Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Menfi aveva 26 anni, l'operaio morto folgorato da una scarica elettrica in un impianto fotovoltaico. La famiglia chiede chiarezza sulla sciagura. La procura di Sciacca ordina l'autopsia. Ancora alta tensione nel carcere di Cerulli di Trapani dopo i disordini di ieri, una decina i detenuti trasferiti, 5 agenti feriti. I sindacati chiedono di integrare il personale falcidiato da aggressioni e ferimenti. Smettila di occuparti dei figli degli altri. A Palermo nuove minacce alla procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna, che invita le mogli dei mafiosi in carcere a salvare i figli allontanandoli dalle famiglie dove regna l'illegalità. A Taormina in presidio da 4 giorni e 4 notti i genitori dei piccoli pazienti della cardiochirurgia pediatrica. Ancora nebbia sul futuro del centro d'eccellenza destinato alla chiusura il 31 luglio. Ma che tempo fa in Sicilia? Precipitazioni sparse, le nuvole si alternano al cielo sereno, c'è sempre caldo ma anche vento, l'umore dei bagnanti alla playa di Catania. A Palermo verso l'addio a carrozze a cavallo, i cocchieri dovrebbero diventare tassisti, ma nella categoria dominano scetticismo e rabbia. Maturità al via, tra le 7 tracce per il tema anche il messaggio di speranza rivolto ai giovani dal giudice Borsellino. Le prime impressioni dei ragazzi in diretta tra poco dal Galilei di Catania. Calcio, ufficializzato Pippo Inzaghi per la panchina del Palermo, il DS scandaglia il mercato alla ricerca di rinforzi, Augello e Audero tra gli obiettivi. A Catania si attendono le ufficializzazioni dei ruoli dirigenziali e poi ci si tufferà nel calciomercato. Bentrovati, disposta l'autopsia sul corpo di Samuel Scacciaferro, l'operaio di soli 26 anni rimasto folgorato mentre lavorava in un impianto fotovoltaico a Menfi. I familiari chiedono chiarezza sulla sciagura. La procura di Sciacca ha aperto un'inchiesta. Maglio Viola. Sarà l'autopsia a dover chiarire le esatte cause cliniche della morte di Samuel Scacciaferro, l'operaio di 26 anni di Caccamo nel Palermitano, morto mentre eseguiva alcuni lavori a Menfi, nell'Agrigentino. La procura di Sciacca, competente per territorio, ha disposto l'autopsia sul corpo del malcapitato, rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre stava lavorando a un impianto fotovoltaico in contrada genovese. Il parco in questione è stato posto sotto sequestro e sono tuttora in corsa accertamenti tecnici e la raccolta delle dichiarazioni dei testimoni. La ricostruzione dell'incidente e la regolarità delle autorizzazioni tecniche e amministrative dell'impresa proprietaria dell'impianto sono affidate ai carabinieri. La famiglia ha dato mandato all'avvocato Giuseppe Canzone di seguire la vicenda. Bisognerà fare piena luce su tutti gli aspetti di questa tragedia, a partire dalle mansioni assegnate a Samuel, ai percorsi di formazione e sicurezza previsti dalle norme di prevenzione, fino all'organizzazione della sicurezza generale del cantiere, dicono i familiari in una nota ufficiale. Le istituzioni, le aziende, le organizzazioni sindacali e tutta la società civile hanno il dovere di impegnarsi concretamente e non solo a parole per garantire condizioni di lavoro sicure, formazione adeguata e controlli rigorosi. Nessuna famiglia dovrebbe trovarsi a piangere un figlio partito per lavorare e mai più tornato. L'amministrazione comunale è vicina alla famiglia che vive questa nuova tragedia, dice il sindaco Franco Fiore. Caccamo perde un altro figlio in circostanze tragiche. Morti bianche e femminicidio sono le piaghe di questi anni e il nostro paese le vive sulla propria pelle, al pari del resto d'Italia, conclude il primo cittadino, ricordando anche la vicenda di Roberta Siragusa. A Trapani, dopo ore di trattative, i detenuti asserragliati nel carcere Cerullo hanno lasciato entrare gli agenti. In nottata una decina di reclusi sono stati trasferiti in altre carceri. Laura Spanò.
È rientrata attorno alle 22 di ieri sera la situazione all'interno del carcere Pietro Cerulli di Trapani dopo disordini che avevano creato non poca apprensione, e questo grazie all'intervento del personale presente e quello inviato a supporto dal provveditore regionale da altri penitenziari dell'isola. In atto risultano inagibili un paio di celle del reparto Mediterraneo dove si erano asserragliati i reclusi. Una decina di detenuti sono stati trasferiti dal nucleo traduzione che ha lavorato sino alle prime ore dell'alba. A parte i 5 agenti feriti nel corso dei disordini, non se ne registrano altri. Rimane alta la tensione al Pietro Cerulli e i sindacati tornano a chiedere di integrare il già carente organico falcidiato dalle assenze generate dalle aggressioni e dai ferimenti. Viene anche sollecitata l'apertura di un tavolo di confronto con i vertici dell'amministrazione, poiché la gestione delle carceri in questo momento è davvero precaria e in ogni minuto potrebbe scattare una protesta anche per futili motivi, fermo restando che il sovraffollamento purtroppo genera anche questa situazione di pericolo, e questo con tutta la buona volontà del personale che sta affrontando questa situazione non potrà reggere a lungo, perché quasi giornalmente esplita dalle 12 alle 18 ore di servizio continuativo. È necessario quindi l'invio di rinforzi. Nuove minacce alla Presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, ha trovato un foglio di giornale con la foto del giudice Falcone, il nome della magistrata e alcune croci. Lorena Dolci. Quando fiction e realtà si incrociano, mentre nelle aule del Tribunale di Palermo si girava il film su Francesca Morvillo, magistrato e moglie di Giovanni Falcone, un'altra donna magistrato finiva nel mirino. Proprio in quei giorni, era l'agosto scorso, qualcuno si intrufolava nelle stanze e lasciava all'interno di un fascicolo un foglio di minacce. Devi smettere di occuparti dei figli degli altri. Claudia Caramanna non si è fermata e neanche le minacce. In questi giorni è stato trovato un altro ritaglio di giornale con la foto di Falcone e sopra la scritta Caramanna e poi una croce grande e 3 croci piccole. Il motivo? La Presidente del Tribunale dei minori di Palermo ha continuato a sentire le mogli dei 180 boss arrestati nell'ultimo blitz della DDA. Ad ognuna ha spiegato che c'è un'alternativa ai propri figli, che possono andare via e ricominciare lontano da dove sono cresciuti. È il messaggio del protocollo Liberi di scegliere, ideato dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, e finito alla base di una legge regionale e di un protocollo nazionale. Un messaggio rivoluzionario che mina alla base il potere mafioso. Alla Procura per i minorenni di Palermo i fascicoli per la decadenza dalla responsabilità genitoriale sono passati da 33 a 123. Le famiglie dei boss mostrano di non gradire. Alla giudice, che da mesi vive sotto scorta, è stata intensificata la vigilanza. A Taormina, in presidio ormai da 4 giorni e 4 notti, i genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica Bambin Gesù, in scadenza il 31 luglio. Oggi il caso in Commissione Salute all'Assemblea regionale. Francesco Triolo. La quarta notte di presidio è trascorsa, ma la preoccupazione è sempre viva. Il comitato dei genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina non ha intenzione di smontare le tende se prima non arriveranno notizie sul futuro della struttura di eccellenza del Bambin Gesù, perché al CCPM di Taormina ci sono bambini e bambine nati, cresciuti e tenuti in vita attraverso terapie specifiche sperimentali. Su di noi non c'è soltanto quindi la spada di Damocle, diciamo, della salute, dell'imprevisto a livello di salute dei nostri figli, dei nostri cari, ma adesso si deve aggiungere in maniera, e perché si deve aggiungere non si capisce, questa problematica delle tempistiche, del dubbio sul quando, sul dove, sul come. Non va bene. Questo centro è importante per noi, questo centro, perché senza questo centro noi dove andremo? Il mese scorso mia figlia ha iniziato una terapia sperimentale con un farmaco sperimentale per il cuore e deve essere monitorato costantemente. E se il 31 luglio qui finirà tutto, io dove porto mio figlio? Io non voglio vedere mio figlio. Questa è la mia preoccupazione. Oggi il caso del CCPM verrà affrontato anche dalla Commissione Salute dell'ARS, convocata appositamente per fare il punto a 40 giorni dalla scadenza della proroga, e i genitori lanciano un appello. Io vorrei che ci fosse un maggior interesse per la risoluzione della problematica, in maniera però definitiva.
E tutto parte ovviamente non dal decreto Balduzzi, che ormai è superato, ma dobbiamo partire rimettendo il CCPM appunto all'interno della rete ospedaliera, e che ancora invece non è uscita e doveva già uscire. Ma che tempo fa in Sicilia? Vediamo il caso di Catania. Il sole fa capolino alla playa, sulla spiaggia c'è chi va e sfida il vento e chi viene. L'umore dei bagnanti con Tonino De Mana. C'è chi scruta l'orizzonte godendosi la brezza marina, c'è chi legge un libro, c'è chi guarda il cielo osservando con sospetto le nuvole minacciose, chi viene e chi va, perché il tempo a Catania non è clemente, ma è pur sempre giugno inoltrato con temperature poco sotto i 30 gradi. Qualcuno consulta lo smartphone. Scommetto che lei sta consultando le previsioni meteo. Già sapevo che oggi era una brutta giornata, poi il primo giorno abbiamo aperto la stagione estiva. E non è proprio il massimo, però Ci rilassiamo un poco. è temerario, c'è un vento. Eh sì, lo so, il bambino ha voluto venire qua a mare stamattina, anche col brutto tempo. Cuore di nonno. Sì. Servizio di salvataggio attivo ed in allerta perché il vento può creare più di un problema. La bandiera? Bandiera è lì, sta lì, rossa, gialla, c'è un obbligo per chiudere gli ombrelloni, però sappiamo che magari non tutti rispettano questa regola. Purtroppo è sempre una spiaggia libera e dobbiamo, come ho detto prima, adattarci. Il vento sì, è pericoloso anche, perché a volte gli ombrelloni partono e qualcuno si becca qualche colpo in testa. Il sole fa capolino, a volte si nasconde. Ma dov'è il sole? Non c'è, sto prendendo le nuvole. Tanti si godono la giornata al mare, altri rinunciano a malincuore ed alzano bandiera bianca. Il bagno non l'ho fatto io, mia moglie neanche, comunque ci siamo divertiti abbastanza. Guardi la giornata com'è, più di questo non possiamo fare niente. Che peccato. Vabbè, domani o dopodomani se non piove. Tempo instabile anche domani, poi la grande calura prenderà di nuovo il sopravvento. Torna all'appuntamento con il sindaco e il confronto con il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55005 oppure inviate una mail a Sicilia24focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14.30. Cinema, da domani nelle sale il nuovo film del regista catanese Giovanni Virgilio con 2 attori siciliani d'eccezione, Nino Frassica e Alessio Vassallo. Eva Spampinato. Se mia figlia t'ha lasciato un motivo ci sarà. Un film che parla di seconde possibilità con un punto di vista maschile lontano dagli stereotipi delle cronache attuali. Buongiorno tristezza. Arrivederci tristezza, il nuovo film del regista catanese Giovanni Virgilio, dal 19 giugno nelle sale italiane, è stato presentato in anteprima al Taormina Film Festival con un ottimo successo di pubblico. Complici gli amatissimi protagonisti, tutti siciliani: Alessio Vassallo, che interpreta Aldo, quarantenne mollato dalla storica compagna di 15 anni, e Nino Frassica, un terapeuta sopra le righe. E poi un tema super attuale, il ghosting. Io neanche sapevo l'esistenza di questo termine. Ghosting, sparire come un fantasma, senza dare nessuna spiegazione. Quando vieni costato, vieni lasciato, e qui è un film al maschile, gli uomini non devono andare a compiere quello che leggiamo purtroppo sulle cronache dei giornali, ma possono essere assistiti, in questo caso da uno psicoterapeuta, che vi assicuro che è serio in questo film, che è Nino Frassica. E soprattutto poi la cosa bella è che si comincia a parlare, che è una cosa che manca in questo periodo, la comunicazione tra i giovani e anche tra gli adulti, siamo tutti chiusi nei telefoni. Invece parlare e confrontarsi ci fa anche capire che molte di queste persone hanno vissuto la nostra esperienza. Dottore! Ma si rende conto di che ora è? La prego, mi aiuti a calmarmi. È un dramedy, perché comunque c'è una parte di dramma e una parte di allegria, nel senso, anche perché per esorcizzare questa arrivederci tristezza l'allegria era importante. Con il supporto di un'amica e di un inedito psicoterapeuta, Aldo scoprirà che anche le ferite più profonde possono diventare il punto di partenza per un nuovo inizio. Ma ci racconta anche come esorcizzarla questa tristezza, come incamerarla e come conviverci. Il film, girato ad Acireale, racconta con dolce ironia e sensibilità come il cuore possa ricominciare a battere. A Palermo, verso l'addio alle carrozze a cavallo, i cocchieri dovrebbero fare i tassisti, ma fra loro dominano rabbia e scetticismo. Marco Gullà.
Una svolta storica. A Palermo entro un anno si potrebbe dire addio per legge alle carrozze trainate da cavalli che portano in giro i turisti. La giunta comunale ha annunciato lo stop, ma serve adesso il sì del Consiglio. A Palermo finalmente sta crescendo la sensibilità intorno al benessere animale e alla tutela dei loro diritti e sta crescendo da diverse parti dell'amministrazione e delle forze politiche la volontà di trovare delle soluzioni condivise superando gli ostacoli normativi per abolire le carrozze trainate dai cavalli. E oggi siamo stati nel cuore della città e questa notizia ovviamente non fa che gettare nello sconforto i cocchieri che comunque, in caso di addio alle carrozze, avrebbero un indennizzo. L'ho presa male, come io, come gli altri colleghi miei. Qua il cavallo Che fa il cavallo? Il cavallo è all'ombra, ci diamo da bere. Ma i primi animalisti siamo noi che tuteliamo il cavallo, non loro. Loro che sanno fare il cavallo, ma anche sanno quanto mangia un cavallo. Non tramonta però l'idea che si possano fare omologare delle apposite carrozze elettriche come già accade in altre città. Quanti anni fa lei questo lavoro? 40 anni. No, 40 anni, mio padre cocchiere, mio nonno cocchiere, i mezzi cocchieri, tutti cocchieri erano. E lei pensa che io alla sera non dormo, alla notte non dormo perché penso a questi di qua che vogliono togliere i cavalli. Ma stanno scherzando? Lei c'ha figli, c'ha famiglia? C'ho figli, una famiglia, ho comprato una famiglia qua, ho cresciuto una famiglia, campo una famiglia. Io ho la casa da pagare, 450 euro al mese, se devo pagare come la pago? Intanto conosciamo Caterina e Salvatore, una bellissima coppia che si ritrova indirettamente al centro di polemiche e spaccature e in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Esami di maturità al via, fra le 7 tracce per il tema di oggi anche il messaggio di speranza rivolto ai giovani dal giudice Borsellino. Le prime impressioni dei ragazzi in diretta dalla Galilei di Catania, linea Desiree Ferlito. Vai Desiree. Buongiorno Michele, lo hai detto tu, ci troviamo davanti al liceo scientifico Galilei di Catania dove appunto proprio in questo momento si sta svolgendo la prima prova degli esami di maturità. Lo abbiamo detto, sono 7 le tracce a disposizione dei nostri studenti, uguali su tutto il territorio nazionale, suddivise in 3 categorie: analisi del testo, produzione di un testo argomentativo e riflessioni su tematiche appunto di attualità. Sono 6 le ore a disposizione dei nostri studenti. Hanno iniziato alle 8:30, finiranno alle 14:30, quindi ancora hanno un'oretta a disposizione, ma torniamo ai temi perché c'è appunto molta Sicilia in questi temi. Tra tutte ha colpito molto il brano ispirato al pensiero del giudice antimafia Paolo Borsellino, dal titolo appunto I giovani, la mia speranza. No, c'è un ragazzo che hai finito, com'è andata? È andata molto bene, ho scelto la traccia 1 su Pasolini, che era completamente inaspettata perché pensavamo Montale, Svevo, D'Annunzio, invece Pasolini e Tommasi a Lampedusa, quindi autori che non ci aspettavamo, però è andata molto bene. Ho citato tanti autori di letteratura, filosofia, arte, sono molto soddisfatto, è andata bene. Bene, bravo, in bocca al lupo. Abbiamo un altro studente. Che cosa hai scelto tu, com'è andata? C2, bene, speriamo bene. Qual era la prova? C2 era un... adesso sono troppo confuso, non mi ricordo. Sei emozionato? No, emozionato, però c'è un po' destabilizzati, però siamo tranquilli, è andata bene. Ho fatto un bel elaborato, speriamo bene. Il commissario era esterno, simpatico. Speriamo bene. È andata bene, dai. Allora, Michele, appunto parlavamo di Paolo Borsellino. Molto bello il commento di Salvatore Borsellino, il fratello del giudice ucciso alla mafia, che dice è stato molto emozionante perché in quelle parole ritrova esattamente quello che spesso racconto ai ragazzi, riferendosi appunto all'ultima lettera scritta dal giudice, ritrovata proprio sulla sua scrivania poco dopo la strage di Capaci, in cui il giudice si rivolgeva proprio agli studenti di un liceo di Padova e diceva: quando i giovani saranno adulti avranno più forze di combattere la mafia di quanto io e la mia generazione abbiamo avuto. Un messaggio appunto di forza e di speranza rivolta ai giovani, molto forte in un momento molto importante per la loro vita. E mi sembra che tu hai scelto appunto proprio questa traccia, ti ho sentito prima, giusto, corretto? Sì, ho scelto la traccia su Borsellino in quanto forse possiamo dire che ho avuto un po' di fortuna perché quest'anno avevo letto un libro anonimo
Palermo sulla tematica della mafia e soprattutto mi è sembrata la traccia più adatta a me, in quanto proprio Borsellino chiede uno sforzo ai giovani per questo cambiamento e questa lotta alla mafia. Bene, in bocca al lupo allora. Tra gli autori appunto c'era anche Pasolini, ma tornando alla Sicilia, un passaggio tratto da Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, dedicato alla visita di Angelica nella casa dei principi di Salina, e poi per il testo argomentativo una riflessione sul tema rispetto, che secondo Treccani è la parola dell'anno. E infine per l'attualità un'analisi critica sul ruolo dell'indignazione nei social media con il provocatorio interrogativo: ma serve appunto qualcosa? Appunto Michele, tra poco sapremo quali sono le tracce che gli studenti hanno preferito, come si sono trovati appunto a cimentarsi con queste tracce, quali sono state le loro emozioni. Ti ridò intanto la linea, grazie. A te la linea, Michele. Grazie a Desiree Ferrito, molto interessanti e molto belle le prime impressioni a caldo degli studenti raccolte al Galilei di Catania. Adesso è il momento della pausa, fra poco per il calcio, il Palermo proiettato sul calciomercato, a Catania Pelligra programma la prossima stagione. Vi aspetto, state con noi. Calcio, dopo l'ufficialità di Pippo Inzaghi, il Palermo si tuffa sul mercato. Rosanero, che sono sulle tracce di Augello in scadenza con il Cagliari. Per la porta, obiettivo Audero. Marco Gullà. Arrivata l'ufficialità di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore, il DS Carlo Osti pensa alla costruzione del nuovo Palermo. Non ci sarà una rivoluzione, ma sarà puntellata e impreziosita la rosa. Una delle opportunità attualmente prese in considerazione dal club rosanero riguarda Tommaso Augello, laterale mancino classe 94, il cui contratto con il Cagliari è in scadenza, consentendo così un'acquisizione a parametro zero. In alternativa si valuta Bradaric, mancino croato di proprietà del Verona. Per quanto concerne la fascia destra, l'opportunità individuata è rappresentata anche da Lazovic, anch'egli in uscita dal club scaligero. Difficile arrivare a Salvatore Esposito dello Spezia. Il club ligure chiede molto per il regista, 6 milioni di euro. Sul centrocampista però ci sono anche società di Serie A. Per la porta, rosanero che puntano sul ritorno di Carlos Audero. Osti è a lavoro infatti per riportare l'ex Inter a Palermo. Con ogni probabilità il Como continuerà a puntare sul francese Jean Boutet, e Audero, che ha ancora 28 anni, è in cerca di un ruolo da protagonista, magari proprio con la maglia rosanero. Il Catania si prepara a salutare il presidente Pelligra, che nelle prossime ore lascerà la città dopo aver programmato la prossima stagione, e adesso si attendono le ufficializzazioni dei ruoli dirigenziali e poi ci si tufferà nel calciomercato. Francesco Triolo. Le ultime ore in città del presidente Rosario Pelligra sono destinate a chiudere gli ultimi dettagli di tutto quanto fatto nei giorni della sua permanenza a Catania. Ieri sera Pelligra ha incontrato lo staff dirigenziale rosso-azzurro e gli sponsor per illustrare il piano di azione della prossima stagione. Dopo l'ufficializzazione dell'addio di Faggiano, il quadro sembra ormai delineato e si attende solo la conferma nero su bianco di quanto dietro le quinte avviene da mesi. Innanzitutto la nomina del direttore Alessandro Zarbano, che opera ormai con pieni poteri, quindi di Ivano Pastore, che sarà il nuovo direttore sportivo. Se Zarbano dovrà occuparsi dell'organizzazione societaria a tutto tondo, a Pastore spetta forse il ruolo più complicato da qui a qualche settimana. Il nuovo DS è uno che parla poco e poco si fa vedere, preferisce agire senza dare nell'occhio, dovrà costruire la squadra da affidare a Mimmo Toscano, seguendo il budget della proprietà e le indicazioni del tecnico. Intanto dovrà sfoltire la rosa per cercare di dare a Toscano, già dal ritiro di Norcia, un gruppo più omogeneo possibile. Nelle idee di Grella c'è anche la possibilità di affiancare a Pastore un collaboratore inquadrato nel ruolo che occupava lo stesso Pastore, un'opzione da considerare più che concreta, pensata per rafforzare la direzione dell'area tecnica. Sul fronte giocatori inizia a circolare qualche nome, dall'ex Vicenza Ronaldo, che però ha 35 anni, a quello di Ivano Varone lo scorso anno all'Ascoli, ma che Toscano conosce per averlo già allenato. In uscita la Ternana sembra voglia riscattare Cianci, sta provando a riportare in Umbria anche Ciccerelli, ma dipenderà dalla volontà del giocatore, che vorrebbe accasarsi in Serie B. E noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.